Cari telespettatori, ben ritornati insieme, siamo in diretta questo martedì con i nostri ospiti. A questo punto, prima di vedere quale sarà il tema che andremo ad affrontare, vi faccio conoscere subito i protagonisti odierni. Allora, ben arrivato Stefano Valdegamberi, consigliere regionale. Buonasera Grazie a di essere tutti. qui con noi. Leonardo Padrin, consigliere regionale Forza Italia, possiamo dirlo, perfetto. Senza dubbio. Senza dubbio. Roberto Marcato, vicepresidente provincia di Padova, Lega. Senza dubbio. Vediamo. Chiarissimo, io ho lasciato astenuto di Gamberi. No, è solo un gruppo consigliare, ma non c'è nessun partito. Ecco, perfetto, infatti giusto per chiarire i nostri telespettatori che a volte vogliono avere precisazioni. Poi Stefano Scolari, direzione nazionale Fare per fermare il declino. Ben arrivato anche a lei, rientra Fare per fermare il declino, ci darà delle delucidazioni Molto al riguardo. Stiamo attendendo anche un altro consigliere regionale del PD, Piero Ruzzante, speriamo che ce la faccia a raggiungerci in tempo. Comunque siamo già un numero interessante, perché il tema che andiamo ad affrontare è il tema della settimana. Non potevamo fare diversamente, perché altrimenti tanti ci dicono che non affrontiamo delle questioni che sono estremamente importanti. Per noi estremamente importante è la situazione in realtà economica che stanno affrontando le persone, le famiglie, i lavoratori. Abbiamo tantissime emergenze, 160 circa aziende in grossissima difficoltà. C'è il caso dell'Electrolux, che adesso è passata così alla cronaca, ma in realtà è una delle tantissime aziende. E purtroppo non sembra che la nostra situazione come paese, come nord-est, vada a migliorare. Queste sono le emergenze, però c'è una questione di democrazia che non va trascurata, e capire con i nostri ospiti, che comunque vivono nel territorio, che comunque si occupano di gestire la cosa pubblica, quanto importante è la legge elettorale o quanto può non esserlo. Quindi sarà un po' loro farci capire, e quindi il cambiamento dal porcellum con il quale abbiamo votato tutti, passare a questa nuova proposta, si chiama Italicum, a prescindere da come si possa chiamare, che cosa va a comportare effettivamente, è interessante capirlo. Perché? Perché al di là di tutto, dei giuristi anche molto noti, Rodotà, lo conoscete un po' tutti, ma ce ne sono tanti altri, la stessa consulta, sostengono che è un principio di democrazia che si va a intaccare, gravissimo principio di democrazia. Si privano i cittadini con questa nuova proposta di legge elettorale sostanzialmente della scelta, di scegliere i propri candidati, qualunque essi siano. E soprattutto si tolgono delle preferenze importantissime. Cosa può succedere? Tra l'altro, con i premi di maggioranza, che i partiti minori potrebbero rischiare di sparire dal consesso politico e quindi non avere un ruolo, perché i voti restanti andrebbero attribuiti ai partiti che avrebbero ottenuto una maggioranza. Chi è contento, chi è felice, insomma vedremo. Abbiamo un po' delle rappresentanze diverse, perché magari un Forza Italia si esprime in un certo modo, una Lega la può pensare diversamente. Salvini ha detto che è una schifezza, per esempio. Vediamo Fare per fermare il declino, che potrebbe essere un partito di minoranza, ma come per esempio potrebbe anche diventarlo un 5 Stelle, assolutamente, e altri che si possono costituire o alleare. Detto questo, vediamo il primo contributo insieme, che però affronta quella che è la situazione in generale, poi la risposta entrando nel merito del tema della serata. Vediamolo. Come un bancomat che a 639 euro si ferma e devono bastare per fare la spesa, pagare affitto, bollette e vestirsi. Allora forse si mangia poco e l'affitto magari ci scappa, magari no. La povertà in Italia è tante cose, donne e uomini senza lavoro, emarginazione. Da oggi è anche un numero preciso, ma estremamente imperfetto. Un bancomat che arriva fino a un certo punto, però modesto, modestissimo. Quella domanda è: tutti se la fanno almeno una volta, ma con quanti soldi si è considerati poveri? Da oggi ha una risposta. Per l'esattezza sotto i 7.678 euro netti all'anno e a persona, quindi 639 euro al mese. Questo è il conto. L'Italia del biennio 2010-2012, raccontata dalla Banca d'Italia nel proprio rapporto, è un paese ridotto all'osso, indebitato, senza credito e senza fiducia soprattutto. Non è l'Italia che abbiamo più fresca in mente, quella soffertissima del 2013. Chissà che cosa attendersi nel prossimo di rapporto, ma intanto ci prendiamo questo, datato, ma disarmante. Perché in fondo saperlo dopo 2 anni aiuta poco, sarebbe meglio prevederlo invece. La quota di poveri è cresciuta dal 14 al 16%, ce ne eravamo accorti, forse preferendo ignorarlo. I redditi invece sono scesi di oltre il 7%, del 15% in 20 anni se si tratta di giovani.
Farsi la casa, mettere su famiglia, praticamente miraggi, è proprio una generazione perduta. La metà delle famiglie vive comunque con meno di 2.000 euro al mese. Una su 4 è indebitata per una cifra intorno ai 51.000 euro. In media, tutte possono andare in crisi se la rata da rimborsare, un mutuo o un prestito, supera il 30% del reddito. La chiamano vulnerabilità finanziaria, definizione tecnica, magari fa meno male. Al 10% degli italiani è affidata invece praticamente la metà della ricchezza nazionale. Questa la chiamano disuguaglianza, anche gli esperti, definizione chiara che però fa molto male, perché forse non si è uguali di fronte a molte cose e soprattutto ai bancomat. Eh sì, purtroppo questa è la situazione. Chiedo un po' a lei come ce l'ha. Dato questo, secondo lei ai cittadini che affrontano questa realtà, quanto può interessare ancora quel che avviene nelle alte sfere della politica, che però li riguarderà direttamente e riguarderà anche il nostro futuro, perché una scelta di un tipo anziché di un altro, con un'alleanza, una stretta di mano di un tipo anziché di un altro, va a cambiare anche certe scelte. Però i cittadini affrontano questa situazione contingente, non tutti, però la maggior parte sì. Sì, pensare che la politica sia staccata dalla realtà, nel senso che non influisca sulla realtà delle cose, compreso anche poi il benessere economico dei cittadini, significa pensare a qualcosa che non è vero, perché appunto se in una certa situazione si è arrivati a queste disuguaglianze, si è arrivati a una crisi di questo tipo, è dovuto sia a fattori anche esterni, esogeni diciamo, del mercato internazionale, del mercato finanziario e quant'altro, ma è dovuto anche, ci sono anche delle cause interne e delle responsabilità molto gravi di un sistema paese che non ha avuto il coraggio di riformarsi adeguatamente e quindi di poter alleggerire anche il peso della pubblica amministrazione e delle tasse sulla parte produttiva, svincolando, dando energia a chi invece poteva continuare a produrre ricchezza in questo paese e magari è stato costretto a emigrare altrove e quindi non creando occupazione, eccetera. Quindi la politica c'entra molto anche sull'economia, anche se non è l'unico fattore che può influire. Quindi parlare di legge elettorale significa parlare di regole generali di un sistema, delle regole del gioco, e quindi significa parlare di democrazia, parlare di rappresentatività, dare voce anche alle istanze magari di coloro che la pensano, che vorrebbero cambiare e riformare un sistema, cioè non ridurre un sistema ad essere autoreferenziale di se stesso, perché è la cosa peggiore che si può fare, perché se sono di poche persone che creano un sistema per cui si autonominano ad libitum e in eternum, è chiaro che la cosa non cambia, è difficile che possiamo aspettarci dei cambiamenti. Ecco perché quindi parlare di legge elettorale non significa di qualcosa di astratto che non interessa a nessuno, ma significa appunto di parlare del cuore della democrazia. Assolutamente, Padrin, però di fatto le persone non riescono a percepire questo e si rischia che si vada avanti con una modifica sostanziale quasi nell'ignoranza delle persone, anche se c'è un battage comunicativo di un certo tipo. Diciamo che prima di tutto c'è un aspetto culturale e secondo me spesso siamo propensi, non mi escludo anzi, a fare poca fatica, perché essere competenti ed essere responsabili costa fatica. Esprimere un giudizio competente su chi amministra la cosa pubblica costa fatica, perché altrimenti sono chiacchiere da bar. Allora noi dobbiamo decidere come cittadini se ci fidiamo di chi guida l'automezzo dove è la nostra vita e la vita della nostra famiglia, o se noi riteniamo di volerlo fare in prima persona. Se noi vogliamo fare in prima persona non possiamo occuparci di politica, cioè dell'amministrare la nostra vita e quella delle nostre famiglie esclusivamente in prossimità delle elezioni. Questo vuol dire militanza? No, ci può essere una forma anche più leggera che significa partecipazione. Partecipazione significa seguire quello che capita ed esprimere un giudizio competente, quindi a volte significa anche un po' studiare, anche se siamo soddisfatti del nostro lavoro, della nostra cultura, della nostra professione. Però per giudicare chi guida il nostro paese a livello locale o a livello nazionale bisogna essere competenti, per essere competenti bisogna far fatica. E quindi bisogna partecipare di conseguenza. Certo, perché altrimenti nessuno ci regalerà mai nulla. Però c'è tanta delusione comunque, questo è innegabile, perché dopo andremo a vedere anche questo aspetto qui. Però è lì che si distingue. Cioè, voglio dire, ci sono quelli che dicono che è sempre colpa del sistema, che è sempre colpa degli altri, che ognuno si assume in proprio la responsabilità di decidere della propria vita. Visto che uno sceglie le scarpe o sceglie l'auto, non sceglie chi decide della propria vita. Insomma.
Cosa dice? Ma che lo trovo, questo atteggiamento di disillusione da parte del cittadino lo trovo assolutamente normale, perché facciamo un'analisi, prendiamo il 94 come punto zero, cioè dall'entrata in politica di Berlusconi fino ad oggi. Noi abbiamo avuto, prima del governo tecnico, abbiamo avuto grosso modo un'alternanza fra centrodestra e centrosinistra, 8 anni ha fatto il centro-sinistra, 9 anni ha fatto il centrodestra, entrambi con grandi proclami di rivoluzione del sistema paese. Non è stato fatto nulla. Si è cercato poi, quantomeno il Capo dello Stato ha cercato con un'alternativa che era il governo tecnico fatto da tecnici, perché mettesse le mani sul sistema costituzionale, e ha fallito miseramente. Dopo questo si sono provate le larghe intese, quindi centrodestra e centrosinistra tutti uniti per fare le riforme, altro grande fallimento. Chiedere al cittadino che dopo questa galoppata di fallimenti chiedere ancora una cambiale in bianco credo sia davvero difficile. Dopodiché io mi permetto di fare questa osservazione: prima dell'appuntamento fra Berlusconi e Renzi, se lei andava in piazza e chiedeva a qualsiasi cittadino che cosa avrebbe voluto dalla riforma electorale, qualsiasi cittadino avrebbe risposto: io voglio scegliere il mio candidato, 68%, e cioè voleva le preferenze. Improvvisamente, nel momento in cui c'è la possibilità di fare una riforma che dà le preferenze, i due partiti di maggioranza relativa si mettono d'accordo per non farle, e poi ci si chiede perché la politica è distante dal cittadino, per un motivo molto semplice: perché c'è uno scollamento fra quelle che sono le esigenze anche percepite del cittadino e la capacità di recepire queste esigenze della classe politica. Credo che sia abbastanza normale. Allora, prima di far parlare al nostro ospite, andiamo rapidissimi in pubblicità, così possiamo consentire anche all'altro ospite che ci ha raggiunto di accomodarsi, così insieme possono esprimere il loro parere. Pubblicità, pochi secondi.